E voglio, ciao! Benvenuti o bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi purtroppo è una delle giornate più tristi per il calcio mondiale. L'addio ufficiale al calcio giocato di Super Allan. No ragazzi, sto scherzando, fino a quando continuerò a divertirmi su questo prato erboso continuerò a giocare con i colori del Napoli Creators ed è proprio per questo che vi dico che in questo video vedrete come mi sto preparando atleticamente e mentalmente per la nuova Creators Football League. Esatto ragazzi, noi del Napoli Creators già ci alleniamo tutte le settimane al San Gennaro di Poveri, nostro campo della sanità ormai, con costanza, con passione e tanto divertimento, quindi dei piccoli miglioramenti già ci sono stati e mi ha fatto anche molto piacere sentirvelo dire a voi dal vivo quando mi avete visto da vicino durante il torneo della Naples League. Però ragazzi le chiacchiere stanno a zero, io devo farvi vedere effettivamente sul campo che comunque posso dire la mia. Infatti in questa nuova Creators Football League, ex YouTuber League, avrò un po' più di minutaggio, sarò uno dei protagonisti in campo, spero in positivo, ovviamente cerco di fare il massimo, so delle mie carenze, alcuni limiti, però questi possono essere superati con la testa, con tanto impegno e tanta dedizione. Mamma mia, ho freddo in cuore, signori. Ovviamente siamo qui stasera per farvi vedere questa amichevole ufficiale Napoli Creators contro ACP Portici e quindi io direi subito di entrare negli spogliatoi e vedere un po' il clima che si respira prima di questa partita e poi passiamo la parola al campo. Allora ragazzi, spero che non li acchiappiamo nudi perché si stavano preparando. Vediamo, se no blurriamo tutto. Signori, ci siamo? Buonasera. Ciao. Buonasera. Che vuoi, Giovanni? Ragazzi, No, ma non è tua. sì, è mia, Enzo! Oh, è mia! Ragazzi, investimenti, mister, Importante. è importante, c'è proprio, no? Ci vogliono e finalmente vorrei dire. Io mi sono innamorato di questo fisico. Dire tu. Possiamo parlare dell'articolo piace? Stiamo parlando del Brasile. Occhio al progetto 2026 di Vimbisone. Eccolo. Ragazzi, occhio, Molto importante, è inutile che lo diciamo, è molto importante in vista della settimana prossima che teniamo questa 3 giorni bella intensa e sicuramente appuntamenti del genere sono fondamentali per lui. Allora ragazzi, mo vediamo un attimo come dobbiamo giocare. Io ho pensato i primi 8 e facciamo i cambi, pure su questo cerchiamo di andare in linea con quello che succede la settimana prossima. A due dietro abbiamo provato. Vabbè no, cominciamo, io mo voglio dire un No, attimo in generale dico. non è cosa. Penso tutto Vabbè, poi ci dobbiamo lavorare. Quando stiamo qua sotto. Vabbè, vediamo un attimo che succede, però comunque in ogni caso mo giochiamo solito 3-3-1 diciamo. Io faccio i cambi alla stessa maniera di quelli che verranno fatti la settimana prossima, nel senso che ogni quarto d'ora. Vorrei che ci mentalizzassimo su alcuni aspetti. Allora, la linea difensiva diciamo che io credo che sia abbastanza collaudata. Tra il portiere e i 3 che ci abbiamo dietro sono quelli che diciamo siamo reduci da tutte le partite che abbiamo fatto fino a questo momento. Là in mezzo io ho estrema fiducia in tutti, però ragazzi là in mezzo ci abbiamo mentalizzato. Penso che l'ha detto molto bene già Andrea dal punto di vista comportamentale, quando è stato lunedì sì. Allora ragazzi dobbiamo fare uno step di testa. Allora, siete tutti quelli che saranno coinvolti, diciamo nei 3 di centrocampo siete no fondamentali di più, fiducia estrema, allo stesso tempo vi dovete mettere uno a disposizione dell'altro. Allora cominciamo con Enzo che fa il centrale, vicino a te gioca Sasi e gioca Michele. Sasi più a sinistra e Michele più a destra. Cioè voglio dire, non assumiamo posizioni statiche, facciamo in modo che ruotiamo una andata una parte. E questo ragazzi un poco da fuori vi possiamo guidare, però dovete essere voi, ok, questo è il punto dove mi devo infilare, qua è dove devo rimanere. Soprattutto non corriamo il rischio di stare spaccati, cerchiamo di avere una distanza giusta tra i vari reparti, che la squadra abbia un senso. Se uno si lancia dentro uno resta. Comincia con Dario in porta, a destra gioca Gianni, centrale lo fa Enzo e a sinistra Patrizio. Centrocampo come ho detto, Enzo Costa, a sinistra Sasi, a destra Michele e davanti comincia Fius, va bene? Ok? Va bene, va bene. Cominciamo così, forse Andiamo, dai. Primo pallone giocabile per il Napoli Creators, Fius sul punto di battuta, Ermocio. Va Ermocio! Ok. Grande inizio del mondo. Prendiamoli su, non aspettare. Poi lancio lungo
Sciale per primo. Poi il sinistro e Picardi. Devia in calcio d'angolo. Sasi, pianta il corpo, Sasi, pianta il corpo. Va bene, dai, Cre. Adesso battuta corta, ancora. Oh, aiuto, dai, oh! Ognuno è uno che prende l'uomo, ognuno. Marcalo, Michele! Prima di cercato Enzo Costa che mette davanti il fisico. Poi gliela toccano. Lotta Rapolla che poi la va a perdere. Deve intervenire Enzo Costa. Ancora con il fisico. Grande giocata di Enzo Costa che vuole andare. Ancora Enzo Costa con il destro a cercare Mocio. Controllo così e così. Poi chiuso. Siamo su! Adesso corner per il Napoli Creators. Proprio Ermocio dal punto di battuta. Con il suo piedino verso il secondo palo. Rapolla l'ha trovata ma non ha trovato l'impatto giusto. Calcio d'angolo dall'altra parte. Chianese Enzo Costa. Ruleta. Poi va a lottare. Alla fine Sasi Oliva aggancia. Prova a saltare l'avversario senza riuscirci. Allora può ripartire il pallone di De Falco e a cercare la punta. Sciale gli ha detto di no. Poi va ad aprire Enzo Costa. Centralmente verso Chianese, non trovato. Adesso Sasi Oliva, anticipato dall'Angella, che va ad aprire da De Magistris. Senza fermarti, Sasi, Vicino alla bandierina ancora. Non fermarti, Sasi! Poi tocco corto. Al Pacino, De Magistris con la suola fa sponda verso l'Angella. Poi Sciale a dir di no. De Falco su di lui, riesce a girarsi Sciale. Pone il pallone per Mocio. Che giocata dir Mocio, non capita però dai compagni. E poi il destro. Va bene, Andrea, va bene, tranquillo! Picardi, vicino da Chianese, 10 sul cronometro. Chianese vuole portare. Rischia con il passaggio orizzontale, poi va a riprendersela lottando il Cobra. Poi destro di Langella sulle La palla stelle. centrale così non c'ha senso, Patri. Falla andare, eccolo Sciale. qua. Lancio verso Chianese che lascia scorrere, poi morbido verso il secondo palo. Forse il pallone è uscito. Bravo, vai, Portala tu, portala. Ancora il Cobra a Porta un po'. Chianese. Viene centralmente. Poi a domestica con la suola, va ad aprire da Super Allan. Ancora centralmente da Chianese. Si va a vedere Sasi. Chianese preferisce mettere in cassaforte dove c'è Enzo Costa. Sasi, giochiamo pure sugli altri. Poi Sciale, Sasi sbaglia l'appoggio, però Rapolla può recuperare questo pallone. Rapolla col mancino. Ha risposto il portiere. Va bene, va bene. Adesso rimessa a cercare proprio Rapolla, non trovato. Enzo Costa prova a mettere giù ma non ci riesce. Poi litigano gli avversari tra di loro con il pallone chiaramente. Adesso l'Angella Picardi. Bravo Dario. Oh, cambio, un attimo. Un attimo, cambio. Gianni, Mocio, Sasi, vai tu a destra. Michele, vieni a sinistra. Forse sono entrati dei nomi grossi. Mister Sparta Praga, Antò e Mirko. Adesso Enzo Costa. Il pallone a cercare Chianese che vuole crederci su questo pallone. L'uscita. Enzo Costa. E la sradica Al Pacino che poi vuole sterzare. Ancora giocata di Al Pacino che la fa passare dove stava arrivando. Bravissimo Antonio, bravo. Bresh. Ma viene anticipato. Adesso Rapolla con la Bravissimo, punta Michele. da Sasi Oliva che vuole andare in porta a doppia deviazione. Addirittura murato il tentativo. Michele a coprire Antonio. Piano. E poi il pallone che finisce sulle Bravo, stelle. posizioni. Michele, vieni, lascialo perdere là. Al Pacino. Bravo. Enzo, vai È tu. bravo Sciale ad Enzo, vai tu, anticipare siamo che può 3 ribaltare il contro campo. Sciale riesce a toccarla per Mirko, di nuovo per Sciale. L'asse di Mirko e Sciale. Avanti il Napoli Creators, ha segnato Sciale boom. Dai. Bravissimo Mirko a ricevere, a controllare con l'esterno e con la punta a fare un assist pregevole per Sciale che voleva sbagliarlo, però lo ha fatto con deviazione 1-0. Muovetela vicino. Adesso Enzo D'Antò col tunnel. Lo devo riprendere per forza. Bravo. Adesso Sasi vuole di nuovo il pallone in verticale, non può arrivarci Rapolla. Eccolo qua, E allora ecco. adesso Ecchio Steven Hawkins che va ad aprire Antò con il tacco. Poi Sciale prova a mettere giù, mette davanti il fisico, si fa fare fallo. Giocata preziosissima di Enzo Massimo. Adesso il pallone morbido a cercare. Poi ma chi chiama il tempo?
Ok. Ah, tu li la chiama? Ragazzi, fine primo tempo. Vediamo adesso il mister che dice. Michele e Sasi devono stare loro più giù, attaccati, e io leggermente un po' più su. Questo pure casomai è una cosa che dobbiamo Perché dire. io Scendi per prenderti Sì, la palla. però se loro Michele e Sasi soprattutto- vanno gestire. allora, questa soluzione può essere una soluzione sicuramente valida. Ragazzi, loro corrono, No, corrono, sono allora, allenati voglio, loro. voglio provare un attimo una cosa a questo inizio secondo tempo. Allora, dietro Patrizio fa il centrale, a destra Giovanni, a sinistra Antonio. Centrocampo lo facciamo con Enzo fa il centrale, proprio il centrale, con un occhio dietro, ok? Più nella fase di costruzione, però appena tieni quei 5 metri, siccome c'hai passo e non ti pigliano mai, vai con la palla, non avere paura. Stai tra me e Giovanni. Grande fiducia in te stesso, tranquillità, ok? Mettiti là in mezzo, poi, allora, Enzo e Sasi, centrodestra, centrosinistra. Tu centrosinistra, Enzo centrodestra. Lasciamo più metri per andare avanti e accompagnare l'azione a Enzo davanti, ok? Possibilmente gioca solo nella tre quarti avversaria. Poi quando vedi che non riusciamo a venire su, c'è bisogno, te la vieni a prendere, ci vieni a dare una mano. Primo pallone per loro. Ho paura. Iniziano a giocare loro. Adesso vuole andare Persico che va in porta. Picardi può controllare. Sasi Oliva. Troppo freddo per giocare in maglietta, quindi gioca in felpa. Intanto gira palla il Napoli Creators. Con il lancio dove rischia molto. La loro. Poi Sciale in pressione, va a riprendersi questo pallone. Lì vicino Mirko, invece preferito Sasi che la perde con Persico. Si gira molto bene Persico, gran giocata di suola, poi prova a passare nel traffico, si gioca per il vantaggio e c'era una grande chance potenziale, poi va in porta Persico, alto. Enzo, Chianese. Sciale. Giocagliela nei piedi, porta la Gianni, aumenta senza paura. Guarda, non ci mettiamo a paura, prima giù, senza timore. Guarda un culo, Zua. Adesso Sciale. No, Enzo, no. No. Ok, sì. Lancio a cercare Super Allan che non può controllare. Resta là ora. I commenti di Fuse dalla panchina sempre molto comprensibili. Adesso Chianese che va ad aprire dove c'è Mirko. Sponda per Enzo, non gli chiamano l'uomo probabilmente, il pallone schizza ancora dalle parti di Mirko, alla fine loro recuperano. Super Allan Mamma mia, di recupera questo pallone, poi va ad aprire dove cerca Mirko ma non trovato. Adesso Sciale. Fallo. Persico va in porta, barriera. Saccata, a Mirko capo, la volta. Ah, Mirko. È diventato tipo un punch ball. Adesso Picardi con coraggio vuole impostare lui. Lancia a cercare Mirko che di prima prova a fare sponda verso Super Allan, non trovato. Meglio. Che non giocherò, sta credo. C'è una rivalità spinta. Spero si faccia male. Persico, ti chiami? Sì. Grande Persico. Dietro, Persico. Persico con le mani. Va a cercare, il pallone è passato e Picardi ha fatto un miracolo. Perché la palla aveva preso una traiettoria particolare, è riuscito anche a bloccarla. Dall'altra parte Enzo Costa. Serie di suolate, poi con l'esterno va da Sciale. Oliva cerca Antò senza trovarlo, allora Persico nello spazio dove non può controllare Balboa. Bene. Era un gioco. Eccolo. Nomi! Lasciami qui. Poi la palla schizza dalle parti di Al Pacino che forse è stato messo giù. Io mi sa. Ma lo so, è al limite, Barra. Chiamatelo, ragazzi. Ma chiamatelo tranquillamente. Chiamatele, vai io, se volete chiamate. Problemi, vai giù. Vabbè. Quant'è? Oh, quant'è? Devo entrare. Vabbè, comunque chiamatelo. Adesso pallone proprio dalle parti di Al Pacino che vuole mettersi in proprio, e Chianese che gliela strappa. Allora Chianese può andare, ancora Chianese cerca Mirko in area di rigore. Mirko deviato. Bravo. Calcio d'angolo. Che bello. Molto meglio di oggi o in generale. Biff in panchina. Ancora Chianese a lottare. Salito bene in cattedra Chianese con il passare dei minuti. Adesso Antò di nuovo dal numero 10. Chianese vuole il traversone con deviazione. Super Allan non la trova.
Il portiere avversario sì. Cambio, vai giù. Cambio. E poi è rientrato Ermocio. Sciale prova a uscire col pallone senza riuscirci. Balboa a fondo. Stephen Hawking dialoga con la propria panchina mentre Picardi lancia. Sciale sulla seconda. Può guardare in verticale. Infatti il pallone a cercare Enzo Costa, che vuole sterzare. Mette davanti il fisico Enzo Costa, senza riuscire però a recuperare questo pallone, perché Persico glielo ha sradicato e lo ha anche reso giocabile per i propri compagni. Adesso Oliviero la fa passare dove c'è Balboa che strozza il destro. Grande chance. Adesso Oliviero per Stephen Hawking, che gira su se stesso. È andato via Stephen Hawking, che poi non ha calciato. Grande giocata fino in fondo Stephen Hawking. Poi la palla schizza dalle parti di Oliviero, che va orizzontale dove c'è Al Pacino. Ha pareggiato. Loro hanno pareggiato. Qui ha controllato Al Pacino e poi ha calciato forte. Picardi sorpreso. 1-1. Sciale da Chianese, morbido dove Rapolla prova a mettere giù con il petto. Torna da Chianese. Trovato Enzo Costa che col tacco vuole il pallone nello spazio. Rapolla la voleva sui piedi e adesso sui piedi. È una grande chance su punizione. Miki Rapolla, 3 in barriera. Va Rapolla. La palla in porta, ma è quella dietro. Gialla, non è gol. Ancora Rapolla. Antò. Enzo Costa. L'ha fatta passare di nuovo per Antò, che vuole arrivare per primo ma non ci riesce. Sciale pronta ad alimentare. Poi Enzo Costa. Ancora sul fondo. Enzo con Patrizio dietro a 2. Tu e Patrizio. Michele, centrale. Enzo gioca più avanti. Dopo una buona prova di Antò, tempo di lasciare spazio ai compagni. Adesso Enzo Costa vuole prendere questo pallone senza riuscirci. Il pallone è proprio da Balboa. 2-1 per loro. Almeno il pareggio, ragazzi, vi prego. Almeno il pareggio, ragazzi, vi prego. Almeno il pareggio, ragazzi, vi prego. Sciale torna da Chianesi e poi Enzo Costa, ancora Sciale. Alto sopra la traversa. Enzo Costa da Rapolla che riesce ad agganciare. Poi col sinistro centralmente da Sciale. Sasi Oliva, Sciale. Largo si fa vedere Chianese, che va anche lui in porta. Senza deviazioni, pallone che finisce sul fondo. Adesso Enzo Costa con la suola. Riesce a eludere la pressione avversaria. Enzo Costa, uno dei migliori per la prova del Napoli Creators. Sciale. Chianese. Ha spazio per il destro. Lo fa partire! Il Cobra! Chianese! 2-2. Un gol meraviglioso. Non facciamo le sostanze, non è una gara ufficiale. Per Chianese. E poi parla il linguaggio degli dei. Palla all'angolo per Chianese. Ha pareggiato il Napoli Creators. Almeno il pareggio, ragazzi, vi prego. Adesso Picardi a rinvio. Va a cercare Enzo Costa, ottimo aggancio. Poi riesce a rendere giocabile Enzo Costa anche se è raddoppiato. Vuole il fondo, Enzo Costa è riuscito ad andare. La fa passare Enzo Costa. Che giocata! Ma non ci sono compagni in mezzo. Adesso Oliviero sul punto di battuta. Va col destro. Ha trovato un compagno ma non ha trovato la porta. Finisce qui, sarà rigori? Va Sasi Oliva per primo. Va Oliva, alto sopra la traversa, parte male il Napoli Creators. Adesso Stephen Hawking contro Picardi. Conta i passi il 99. Va Hawking, scivola Picardi. Ha pareggiato subito i conti Picardi con la parata. Adesso Miki Rapolla contro Thibaut Oblak. Va Rapolla, che rigoraccio.
di Miki Rapolla che se la ride. Ha provato a calciarla come Osil, secondo me è centrale. Adesso Balboa. Balboa attraversa, non segna nessuno. Attenzione perché Divin Visone supera Allan. Con il pallone concessogli da Picardi. Va Divin Visone! Lo ha fatto! Gran rigore, il primo importantissimo per il Napoli Creators che è avanti in questa lotteria. Eccolo il rigore del numero 5 che ha semplicemente piazzato e ha spiazzato il portiere. Poi predica calma perché comunque c'è ancora spazio per Oliviero. Fischia il direttore di gara. Oliviero fuori! E quindi il Napoli Creators vince grazie al rigore di Divin Visone. Sei tu, Giova, il Divin Visone! Occhio al 2026. Occhio al progetto Divin Visone! Calma. Stiamo arrivando. Ragazzi, rigore decisivo. Commentate voi la mia prestazione, qualche errore l'ho fatto. Cioè, però questa è la fortuna della vita. Quello, oltre anzi chi l'ha segnato, lui, perché il video è suo. Voglio dire una cosa. calma. Edit, devono fare qualche edit sulla gara. Tu quanti pigli palle, e guarda tutti quanti. Cioè, come ho detto, facciamo le persone. Tu che sei una persona seria. Tiriamo Una persona serio. seria, a differenza di quegli altri due. Non diciamo cosa. Non diciamo cosa. Complimenti ragazzi. Allora ragazzi, finisce qui questo video. Come avete visto abbiamo vinto sul rigore grazie alla mia rete decisiva. Spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente ci stiamo preparando al meglio per questa Creators Football League. Speriamo di disputarla nel migliore dei modi. E sempre forza Napoli Creators. A occhio ragazzi, chi non fa un edit su TikTok con la mia esultanza dopo il rigore verrà bloccato a vita da me. Ciao!